Istituti tecnologici superiori del Friuli Venezia Giulia ai vertici nazionali, stando alla ricognizione compiuta dalla Banca Dati Nazionale che assegna il sesto posto assoluto al Friuli Venezia Giulia, regione che in una graduatoria ponderata sulla dimensione demografica, cioè valutando il rapporto fra studenti iscritti e popolazione, raggiunge addirittura la seconda piazza alle spalle dell'Umbria. È ai vertici nazionali come risultati sia rispetto alle capacità di attrazione sul territorio regionale, fuori dal territorio regionale, sia come risultati non solo di perseguimento del titolo ma anche di inserimento lavorativo ad esito del titolo. Abbiamo superato abbondantemente il 92% di ragazzi e ragazze che alla fine del loro percorso di ITS entrano all'interno del mondo del lavoro. Per qualità di percorsi, il Friuli Venezia Giulia è quinto con un valore di 8,1 rispetto alla media generale nazionale di 7,6. Con la stagione formativa entrante non solo sarà ampliata l'offerta delle aree e dei corsi dei 4 ITS regionali, ma compatibilmente con il numero di iscritti saranno attivate 2 sedi a Gorizia e Monfalcone. Inoltre sarà rafforzata la sede di Amaro, ritenuta strategica. Altro aspetto di rilievo evidenziato dall'assessore è la parificazione dei benefici per il diritto allo studio tra ITS e università, con borse di studio e voucher. L'altro dato importante è che in percentuale sulla popolazione giovane presente nel territorio e il numero di iscritti agli ITS siamo al vertice nazionale, che è un dato importante di conoscenza, di orientamento e di attrattività per i 4 ITS che si stanno muovendo come sistema a livello regionale, che beneficeranno nei prossimi 2 anni di 15 milioni messi a disposizione dalla Regione Friuli Venezia Giulia sul Fondo Sociale Europeo.